Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del Mercato Batman napoletano. Come state? Spero tutto bene. In questo video andiamo a fare il post partita di Napoli Parma. Che brutta partita. Partita di schifo, da mettersi veramente le mani nei capelli qua giù. Da veramente mettersi le mani nei capelli. Cioè, mettersi le mani nei capelli. Cioè, mamma mia, ma giù tutta partita. Le uniche, ci sono state pochissime azioni da entrambe le squadre. Perché da una parte ci stava Palma che si chiudeva tutti nella sua area di rigore e non ci faceva mai passare. Dall'altra parte ci stava col fuorigioco di Marzocchi, cioè col gol di McTominay, però è stato annullato per fuorigioco o fallo di mano. Non ricordo. Fuorigioco. Fuorigioco di Marzocchi. Fuorigioco scandaloso, ma non voglio parlare dei termini di fuorigioco perché il fuorigioco si fa solo per farla semplice. Il fuorigioco non si fa mai con la mano, ma si fa o con la testa o con le gambe, con i piedi. Poi l'anca fa schifo, l'anca fa schifo. Ma perché non Napoli non si spogna lo venderà a Zuschilla, sono poi pure Lucca. Che in Coppa Nazione verso la fine della partita, se non mi sbaglio, non vorresti una bugia. Praticamente che fa? Ehm, fa la rovesciata, prova il tiro di rovesciata, scimità. Uno come Lucca non l'ha da provare proprio la rovesciata. Proprio perché non è pissa la rovesciata. Era crossa in mezzo e basta. Ora era passata. Che si è? Perché uno che ha fatto un gol in campionato e un gol non si sa come in Coppa Italia. Nada sta manchando Napoli. Nada sta manchando Napoli. Non deve stare neanche a Napoli, deve stare in squadre da Serie B o anche Serie C. Hai capito, vai giù. Quindi rendiamoci conto. Luca è talmente che Luca è scarso. Secondo me, Luca, lo sapete dove può fare più di 10 gol? O minimo 10 gol? La Serie D. Sta tranquillo là, fa buono. Ha da ripartire proprio dalla terza categoria, Luca. Ha da fare terza, seconda, prima, poi Serie D, Serie C, Serie B, poi chissà Serie A, se ci arriva. Posso pronunciare. Cioè, ma mo, alcuni hanno detto, ho sentito anche altri youtuber, le assenze, anche chissà cosa, De Bruyne. Ma questa è una partita che la devi vincere, anche con De Bruyne, anche chissà Luca, Meret e tutte le assenze che avevamo. Poi anche Oliveira fa schifo, purissimo, mamma mia, fa schifo Oliveira, mannaggia. Oh mamma fa, ma come dobbiamo fare? Speriamo mo l'Inter aperto, pareggio, non penso che uscirà il posto partita, penso che fare tutta una cosa insieme, rimane a 6, e poi non penso neanche, cioè poi uscirà il fan da Batman giovedì con il pronostico delle partite, che penso che uscirà o giovedì o venerdì, e poi il pre-partita sabato mattina e il post partita sabato e sera dopo che ritorno dallo stadio. Ah beh, cioè, Neres si fa maranata 8, ci azzecca Manuel, poi c'è da dire pure che Parma si chiude nella propria area di cura e non ci fai mai passare, però un giocatore intelligente, un'ala intelligente, un'ala che si impegna in tutte le partite, no come Neres, fa 3 o 4 partite sì,
e 3-4 partite no, se ci magna, perché se Neres diventa ritorna Neres quello della Supercoppa e quello là contro l'Atalanta e tutto coso, oggi Parma, Milan, Inter, si magna tutto campionato, si magna quello Real Madrid, vedi che vi dico, cioè poi ci fa capire, si magna tutto quanto, Real Madrid, Barcellona, se si mette la voglia, capo, come ha fatto la Supercoppa, però vabbè, bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like, ciao, aggiù.